Parte la nuova stagione per l'Under 14 regionale e subito il calendario propone una sfida tutta messinese tra Messana e Fairplay Messina. La formazione bianconera si presenta ai nastri di partenza con un gruppo interamente composto da ragazzi sotto età pronti a vivere la prima esperienza agonistica della loro giovane carriera. Un confronto interessante tra due società che condividono la stessa filosofia, puntando con decisione sulla crescita dei giovani talenti locali. Al terzo di gioco, prima occasione di marca Fairplay con Ruggeri che salta un avversario, serve Schepis che non impatta bene. Un minuto più tardi Giovannelli crossa verso l'area, sfera che arriva al Declario, lo rimette dentro per Schepisi che conclude senza inquadrare la porta. Al quinto però viene sbloccato il parziale al Nicola Bonanno dell'Annunziata, calcio d'angolo battuto verso Giovannelli che stacca di testa e sblocca il match. Il più piccolo di tutti giganteggia in area di rigore per il vantaggio della Fairplay. Al sesto Mazuz trova il varco per servire Schepisi, troverebbe anche la rete ma il direttore di gara segnala fuori gioco. Al decimo avanza Mattezeo, un rimpallo favorisce Ruggeri che tenta la sforbiciata ma trova la gran risposta da parte di Fiorino. Al quarto d'ora cross dalla destra di Mazzeo per Messineo che arriva sul pallone, tentativo troppo debole. Ultima emozione della prima frazione di gioco, sempre solo di marca Fairplay. Ruggeri si smarca, serve Schepisi che conclude a rete ma anche stavolta è tutto fermo per posizioni di offside. Tramonta allora sul parziale di 0-1 la prima frazione di gioco. Passiamo con il nostro montaggio a cura di Antonio Raffa a quanto accaduto nella ripresa. 3 minuti e rientro in campo e le formazioni. Natoli avanza sulla destra, lancia Schepisi in profondità, il numero 9 a tu per tu col portiere non sbaglia e fa Messana 0 Fairplay Messina 2. Un minuto più tardi punizione di Merenda che per poco non beffa Fiorino, l'estremo difensore riesce a mettere il pallone in corner. Al 40esimo Messineo sulla destra salta splendidamente due avversari, arriva sul fondo per il tap-in vincente di Mazzeo che deve solo gonfiare la rete per il 3-0 e la Fairplay Messina. Ancora Messineo sugli scudi, stavolta scarico per Merenda che ci prova dal limite, colpisce il legno sulla ribattuta. Schepisi è il più veloce di tutti e fa Messana 0 Fairplay 4. Inizia la girandola di cambi anche in casa Messana, dentro Barbieri per Carullo, spazio a Cariolo per Schepisi in casa Fairplay, minuto 48 Messineo entra in area, prova la Veronica per saltare un uomo ma viene steso, assegnato calcio di rigore dal direttore di gara. Lo stesso Messineo si presenta dal dischetto battendo Fiorino per la manita di giornata. Dentro intanto Bucolo per Mazzeo tra le fila della Fairplay Messina, risponde la Messana con Fornaro per Sapienza. Ingresso in campo anche per Randazzo e Gennaro in luogo di La Spada Manuel e La Spada Emanuel. Al 58esimo la punizione di Ruggeri non impegna Fiorino. Ingresso in campo anche per Faraci e Benecchi in luogo di Giuffrida e Lembo. All'ora di gioco Ruggeri cerca il fondo, contatto e svista clamorosa del direttore di gara che assegna una massima punizione alquanto dubbiosa dal nostro rallenti e Ruggeri a realizzare il secondo penalty di giornata per i suoi. Non è finito perché c'è spazio anche per l'avvicendamento tra i pali con Rizzo che rideva Fiorino. Al 70esimo cross in mezzo dalla sinistra, Messineo salta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso firma la sua doppietta personale per il definitivo 7-0 della Fairplay Messina sulla Messana. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.